La tradizione, se è presa come soltanto una semplice manifestazione folcloristica, allora posso anche capire e ragionare di vietarla, ma in questo caso, essendo una tradizione che ha radici molto profonde nel tessuto veneto, è giusto continuare a farla. 20 secondi che ridaranno speranza ai tanti che non vogliono rinunciare ancora al Panevin, perché da una parte le motivazioni del sindaco di Chiarano sono chiare e dall'altra esiste un esercito di cittadini pronti a tutto, ovviamente nella legalità, pur di rinnovare un vero e proprio rito lungo migliaia di anni. Segni di queste pire accese nelle notti più lunghe dell'anno ci riportano ben prima del cristianesimo ad una vera e propria preghiera luminosa perché tornasse il sole con il suo calore a far rinascere la natura. Fuochi che il Covid ha spento nel 2021 e che sta spegnendo anche quest'anno, nonostante tutti gli organizzatori si siano dichiarati pronti ad ogni genere di controlli e limitazioni pur di evitare assembramenti. Come ad Arcade, dove pare fosse già pronto un piano per l'accesso contato nella piazza storica del Panevin di Marca, o come a Soller di Fontanelle, dove anche oggi gli organizzatori stanno tirando per la giacca il sindaco Ezio Dan affinché faccia una deroga per la catasta che veniva accesa per prima in tutta la provincia. Ecco perché tutti vedono il sindaco di Chiarano un po' come un eroe del Panevin e nella sua volontà la loro di purificare col fuoco atavico il contagio che ci circonda. Qualcuno pensa ad un'allegoria, in realtà c'è molto di psicologico nel concedere l'accensione. Ci sarà il controllo e si entrerà soltanto con il Green Pass rafforzato e comunque non pensiamo di superare le 150-180 persone. Dato tratto quindi, torcia accesa, e se mercoledì sera piove, tutto comunque non cancellato, ma solo rimandato. Casomai vediamo di organizzarlo all'Ottavario. Ci sarebbe Una ricorrenza successiva postuma alla giornata tradizionale del Panevin.